No, I'm not a writer. Arrivati alla qua a destra, bellissimo parcheggio, vista colline. Se non l'ho puntinato nella mappa lo puntino subito, ma sicuramente l'ho pre-puntinato. Tac, ara che vista. Sto cane non ha pisciato. Via! A pisciare. Allora, io adesso sono qua in questo bellissimo parcheggio con la vista colline, fantastico, e approfitterei per fare una piccola lezione di veneto, secondo me utilissima in molti contesti, quali ad esempio, non so, devi andare a convivere con una persona che è veneta, cioè come fai a organizzare gli spazi del vestiario. Possiamo facilmente iniziare con maglie e calzettoni Deana. Maglie e calzettoni Deana è il tipico abbigliamento del Veneto, perché tu sai che noi qua in Veneto abbiamo il freddo, no? Non abbiamo i 20 gradi costanti del sud Italia piuttosto che di altre regioni caraibiche. Quindi maglie significa maglie e calzettoni è un po' ambigua, perché diciamo, va bene, il mio contesto sono i calzini, però quelli pesanti invernali, Deana di lana. Muande, calzettini e canottiere. Semplicemente muande, mutande, calzettini, tipo i fantasmini per capirci, o comunque calzini estivi, e canottiere quella international. Cioè vai anche in Inghilterra, gli fai hey, do you have a canottiere? E loro yes of course, capisci? Dolce vita e roba termica. Ecco sì, essendo queste cose importanti, io direi vitali, no? Cioè in condizioni di temperature estreme uno non può rischiare di morire dal freddo per delle incompressioni di lingua. Quindi si è deciso di unificare queste parole un po' anche qui in tutto il mondo, no? In modo da evitare appunto queste morti dal freddo. Comunque dai che devo continuare a sistemare la roba. Come dicono i titolari qua nel Veneto, se andrò a lavorare o se pincionea, traduzione, si sta lavorando o pincionea, voce del verbo pincionare, pincionar nella lingua originale, significa un po' il cazzeggiare, capisci? Ricapitolando, muande, si può anche dire muanda, però è già meno utilizzato, diciamo, nel Veneto moderno le mutande, la mutanda si dice mutande. Maglie di lana e maglie deana, singolare Amaia deana, Amaia della salute. Chi è venuto qua, Emi? Abbiamo ospiti. Cazzo, c'è un gatto. No, hanno preso paura, hanno visto la roba zinga e sono andati via. Cara, uno spettacolo di cane. Comunque no, l'antifurto lo mettiamo qua, perché proprio ieri a un amico mi sono entrati zingari in casa e l'hanno manganellato, pomeriggio, cortellazzo, cioè capisci, Jesolo. Quindi, per quanto non violento io possa essere, ma se si arriva a farsi pestare di brutto, manganellate in testa, in casa propria, per di più il pomeriggio, ragazzi. Perché sai, se uno ti arrangi, si muovono in 2 o 3. Quindi, per cui, insomma, per quanto io possa far di tutto per non arrivare alla violenza, ma se proprio sei costretto, cosa fai? Te le prendi? Io non mi faccio prendere a bastonate in testa, mi dispiace. Chiaro che se parte un colpo gli arriva una sfrezzata in faccia o sulla gamba, è chiaro che non vado a colpire le parti vitali, però ragazzi no, 3 contro 1, mi dispiace, sorry. Ti ho detto che era una brutta persona. Allora, va precisato che
da un bel periodo che io non faccio più video, no? A parte qualche weekend perché sono andato in dei bei posti, che significa insomma che ci sono state tantissime piccole novità nel camper. Questo è più che altro rivolto ai camperisti o per chi diciamo è appassionato un po' della vita così da campeggio eccetera. E tra le varie novità, attenzione, andiamo in cesso, tananana, ok, tu dici è tutto buio. Tu dici, ah Yuri, hai riverniciato il bagno come dicevi, bianco e blu. Sì, sì, ma aspetta, non è quello. Cioè, tu arrivi, vai avanti e... Dai, eccola là. E tac, si accende la luce da sola, cazzo figata. E questo, no, ma il bagno te l'avevo già fatto vedere, il bagno verniciato. Sì, mi drogo. Eccola lì. È una lampada a LED, potentissima, molto più potente di questa qua. Che si attiva col sensore di movimento, poi puoi fissarla anche su sempre spento o su sempre acceso. Ah, so già che me lo chiedi, sì, poi si spegne da sola. Ne ho messe un po' dappertutto, l'ho messa sul baule dietro, no? Dove tengo, diciamo, le scarpe di ricambio, la tenda, quelle robe lì. Una qua davanti, apriamo il sipario, ci avviciniamo. Buongiorno, permesso? Permesso? No, dov'è che devo mettermi? Eccoci qua. Per vedere la roba sotto di cane pericoloso, no? Quando devo prendere gli alimenti. Miseria, non mi ricordo più niente. Il mega frigo l'avevamo visto. Il mega frigo che me l'hanno fatto pagare il male di manodopera e neanche non funziona a 12 volt. Quello di prima sì andava a 12 volt. Super frigo tamarro perché tu lo apri e tac, c'ha la luce blu. Buongiorno! Cazzo figata. E ha il congelatore che è enorme, ragazzo. È veramente bello, cazzo. Bello, bello, bello. Molto bello, molto felice. Adesso siamo a 2 di 5, hai la roba bella ghiacciata, vabbè che è inverno. E poi arrivati oggi da Wish questi qua. Questi mini cazzetti, me li metto tutti dentro le credenze per mettere la roba, no? Per mettere i pizzi. Sì, sono, vedi, sono col biadesivo. Però io credo che tengano. Il secondo me lo sono pinzato qua e qua, anche se è scurissimo, ci abbiamo trovato la solution al telecomando. Eccolo là. Si può mettere per così? No, non ci stai. Va bene anche così non mi svoli, no? E questi tre avanzati io me li metterei via nel gavone delle robe da fare. C'è male. Perché mi verrà in mente di metterle magari nell'autoguida e tutto quanto, no? Guarda, guarda, ho preso la lampadina da esterno da attaccare negli alberi a LED, fa anche da zanzariera. Devo ancora provarla. E cazzo, d'altronde lavoro ogni volta, non c'è tempo mai, c'è tempo, non mi voglio fare un cazzo. Dopo vengono le badanti fino alle 3 di notte a badarti e tu non combini niente. Vero badante? E che bella! Chi è che ha sparato? Cacciatori o si è ammazzato qualcuno? Due colpi molto ravvicinati. No, ma cazzatori a quest'ora? Emi, cosa dici? Ma che carina. Apri così, tiri così e il ganzetto. Figata, come si accende? Ah, qui c'hai il on off e la parte zanzariera. Anche questa. Luce, due modalità. Tre modalità. 1, 2, 3. Vediamo. Tac, soprattutto. Ma dai cazzo, Emi, figata a cosar fuori, no? E a uno tipo, fammi capire, voglio capire, voglio understandare dov'è il bottone. A uno è soft, va benissimo. 2 meglio ancora, e 3 è alla grande. È ricaricabile in USB questa, figata. Devo studiare dove mettere, adesso ho 50.000 cavi USB di tutte le mie diavolerie elettroniche. E dopo io direi, non forziamo perché, cioè non forziamo nel senso, c'è anche una brutta luce perché è buio e tutti i giocattoli nuovi te li faccio vedere più avanti, no?